Si sono concluse poco prima delle 10 al cimitero di Sant'Anna di Trieste le operazioni iniziate stamani per la riesumazione del cadavere di Liliana Resinovic. Verso le 9 è stata calata una lunga scala nella fossa. Successivamente 4 addetti che indossavano una tuta bianca hanno azionato il sistema per riportare in superficie la bara, attività che si è conclusa verso le 9.35. Il feretro è stato quindi inserito in un contenitore di metallo e caricato a bordo di un furgone delle onoranze funebri. Il cadavere della donna sarà sottoposto a ulteriori esami autoptici a Milano, come disposto dalla magistratura. A seguire le operazioni, a pochi metri di distanza, il marito Sebastiano Visintin, mentre l'amico della donna Claudio Sterpin, pur presente in cimitero, ha preferito seguire da lontano, defilato rispetto al luogo della riesumazione. Visintin, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha sostenuto la tesi del suicidio, esclusa invece da Sterpin. Alle operazioni hanno assistito la polizia e la polizia scientifica. Assessore Bini, i distretti del commercio continuano a prendere piede in Friuli Venezia Giulia. In quello della Tresemane c'è un importante piano di sviluppo con €500.000 di finanziamento regionale. Beh sì, devo dire che il sistema dei distretti del commercio in Friuli Venezia Giulia ha visto degli interventi molto importanti da parte della Regione. Con l'ultima stabilità abbiamo superato i €12 milioni di intervento e ci sono state restituite delle progettualità molto importanti. Il distretto della Tresemane è uno dei primi ad aver presentato la progettualità e potenzialmente ci sono dei punti di forza notevolissimi per lo sviluppo di un territorio importante sul quale sono presenti circa 3.000 imprese, tantissimi lavoratori, quindi numeri importanti, un sistema che è appena partito, che deve crescere, un sistema che sono convinto possa dare grandi soddisfazioni al mondo del terziario. Sostenibilità, digitalizzazione, e questa è la strada da percorrere in questo piano di sviluppo, messa anche in rete delle informazioni che siano facilmente raggiungibili dagli utenti. Vanno ammodernati i territori, questo indubbiamente, va ammodernato il comparto, l'innovazione e la tecnologia corre ed è giusto che anche il mondo del commercio, come sta accadendo peraltro, si adegui. Qui ci deve essere una partnership molto forte in primis una convinzione da parte del privato, poi una collaborazione forte, e c'è, tra pubblico e privato, dove il pubblico magari ci mette un chip degli investimenti e il privato ci crede e investe a sua volta. Diversi mezzi agricoli questa mattina hanno dato vita a una protesta pacifica autorizzata dalle autorità competenti per le vie del centro di Pordenone. I conducenti dei trattori si sono dati appuntamento in un'area periferica adibita ai centri commerciali e hanno poi sfilato lungo l'intero ring cittadino, consegnando un documento alla prefettura e quindi tornando al luogo del presidio iniziale. La protesta si è svolta senza intoppi, non erano rappresentate le principali sigle sindacali di categoria. La polizia locale aveva predisposto una viabilità alternativa, circostanza che ha scongiurato disagi alla circolazione, anche se si sono creati alcuni incolonnamenti tra le 10 e le 12 per coloro che dovevano recarsi all'interno dell'anello circolatorio che caratterizza il capoluogo in riva al Noncello. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Trieste, con la collaborazione dei militari del comando provinciale coordinati dalla locale procura, hanno accertato, da parte di un ente formativo, il rilascio di attestati di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro falsi o non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Le indagini, conseguenti a un controllo in un cantiere edile, hanno consentito, una volta acquisiti elementi indiziari, il deferimento all'autorità giudiziaria del titolare dell'ente formatore e del datore di lavoro dell'operaio in possesso di falsa attestazione. Secondo quanto accertato, bastava versare al professionista compiacente la cifra prevista dal tariffario proposto e si otteneva in breve tempo un attestato apparentemente conforme che permetteva, in caso di ispezione, di evitare sanzioni, mettendo in questo modo a repentaglio l'incolumità dei lavoratori da infortuni. Ulteriori indagini in corso.